Nuoro si è svegliata oggi nel segno del grande ciclismo, con la partenza della quinta e ultima tappa del Giro di Sardegna diretta verso Olbia. Dopo l'entusiasmante arrivo di ieri, che ha visto il trionfo in solitaria di Filippo Zana sul traguardo barbaricino davanti ad Alessandro Verre e Luis Vervecche, oggi ai nastri di partenza in Piazza Italia erano presenti anche la Presidente della Regione Alessandra Todde e il Sindaco Emiliano Fenu, a testimonianza dell'importanza dell'evento per il rilancio del territorio. Ad arricchire la mattinata è stata la partecipazione di icone del pedale come Fabio Aru, Claudio Chiappucci e Gianni Bugno, che hanno sfilato tra i tifosi prima che il gruppo lasciasse il centro abitato alla volta di Olbia. Vincitore di tappa in Val Zoldana al Giro d'Italia 2023, primo al Giro di Slovenia 2023, da Tiene, Vicenza, Filippo Zana!